Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno dalla strada statale Romea. Perché siamo qua? Innanzitutto oggi è Santa Bibiana, 2 dicembre, e quindi se piove a Santa Bibiana piove per 40 giorni la settimana, speriamo di no. Comunque vogliamo parlare oggi di autovelox. In un tratto di strada che va da questo punto, da Rosolina, quindi provincia di Rovigo, a Rivà, che quindi sempre in provincia di Rovigo, poco prima della regione Emilia-Romagna, 15 km, ci sono 5 autovelox. Adesso andiamo a vederli. Attenzione, autovelox fisso, limite 70. Attenzione, autovelox fisso, limite 90. Attenzione, autovelox fisso, limite 90. Eccoci qua, alla fine di questi 15 km con 5 autovelox. Che dire, se l'autovelox serve per proteggere gli automobilisti, i camionisti, ben venga, nel senso che se serve per prevenire gli incidenti, questo è cosa buona e utile. Ricordiamo che comunque la strada statale Romea è una delle strade più pericolose d'Italia. Gli incidenti si susseguono mediamente ogni anno nella stessa quantità, quindi l'autovelox fondamentalmente serve ben poco per prevenire incidenti. Se però questi soldi che vengono raccolti servissero per aumentare, non so, la grandezza delle carreggiate, siamo a una strada che nel giro di 30 anni è aumentata esponenzialmente come traffico, però ha ancora 2 corsie ed è quindi pericolosissima. C'è un progetto che è ormai fermo con le 4 frecce da anni, che è la Romea commerciale. Quindi, che dire, se questi soldi servissero, quindi qua parliamo veramente di milioni di euro che ogni anno vengono raccolti con le multe, e ben vengano, vabbè, ci potremmo stare. Ma se servono solo per far cassa, questo come cittadini, come contribuenti, veramente dispiace. Da Leandro Maggi, dalla strada statale Romea. È tutto. Ciao ciao!